appartamento Ateri in via Croce Rossa a Portogruaro, giallo sulla vicenda, all'interno è stato trovato il cadavere di una donna, aveva contusioni alla testa. Dramma della strada questa mattina tra San Donà e il casello di Noventa, a perdere la vita Riccardo Battistutta, 32enne di Caorle. Sul posto la polizia locale ha aperta un'inchiesta. Ma i cittadini chiedono sicurezza per quel tratto, teatro di numerosi incidenti stradali. Dal comune rassicurano in arrivo un nuovo autovelox. Il direttore generale dell'ULSS 4, Bramezza, lancia un appello alle badanti: fate i tamponi. I dati di luglio dimostrano che i casi sono quasi tutti importati, ma la stagione balneare è sicura. La rassicurazione: le guide turistiche veneziane tornano a far sentire la loro voce, non solo non lavorano più a causa del Covid, ma devono scontrarsi anche con abusivismo e lanciano dunque un appello. Si torna in vacanza, e anche se l'esodo verso le località di villeggiatura sarà influenzato dall'emergenza epidemiologica, Cava è pronta con un piano per fronteggiarlo. Allarme temporali in tutta la regione, il centro funzionale della protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica fino alla mezzanotte di domani. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dai numeri del contagio, perché anche questa sera c'è da registrare un numero significativo di nuovi contagiati. Nella giornata di oggi il bollettino regionale parlava di più, 13 casi tra l'altro in provincia di Venezia, parliamo di questa mattina. Rispetto alle 8 del mattino alle 17 c'è un aumento di un'unità, più 1 in provincia di Venezia, 6 in tutta la regione Veneto, a significare che i contagi rimangono ancora in aumento e piuttosto rilevanti, quindi c'è da fare attenzione. Venezia, Padova, in questo momento i territori maggiormente interessati. I casi attualmente positivi in Veneto sono 649, i deceduti dall'inizio dell'emergenza 2062. Per quanto riguarda invece gli isolamenti domiciliari, in provincia di Venezia siamo circa sulle 300 unità. Ma ora andiamo al giallo che si è giallo che si è aperto a Portogruaro, dove una donna è stata ritrovata senza vita con una contusione alla testa nel suo appartamento dai vigili del fuoco, intervenuti perché era stato segnalato semplicemente del fumo. Mi auguro non sia un atto di violenza, ha affermato il sindaco di Portogruaro, e ora sul posto ci sono i RIS dei carabinieri. Nel tardo pomeriggio sono arrivati da Venezia anche gli uomini della scientifica, con l'obiettivo di fare piena luce su quanto è successo nelle ultime 24 ore in questa palazzina dell'Ateri in via Croce Rossa a Portogruaro, dove l'allarme è scattato in tarda mattinata quando dei vicini di casa hanno visto uscire del fumo da un appartamento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco della stazione locale, che dopo essere entrati dall'esterno grazie all'autoscala hanno trovato ormai esanime una donna di 59 anni seguita da tempo dal CERT per problemi legati all'alcolismo. Il corpo riportava evidenti segni di una forte contusione alla testa. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Non a caso i carabinieri portogruaresi hanno subito iniziato ad ascoltare alcuni amici della donna, in particolare quelli che erano stati visti con lei nella serata di martedì. Tra le cause del trauma alla testa, anche un possibile incidente domestico. Sul fuoco c'era infatti un pentolino acceso. Da qui è partita la nuvola di fumo che ha allarmato i vicini. Gli investigatori si stanno però concentrando su un particolare: le chiavi di casa che non erano infilate nella toppa e che non sono state ancora individuate. A coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha già disposto l'autopsia prevista per le prossime ore. L'esame servirà anche a confermare e verificare le prime testimonianze raccolte. Un giallo che inquieta lo stesso sindaco, che si augura espressamente non sia un atto di violenza. Io spero, mi ripeto, è bruttissimo dirlo perché stiamo parlando di una persona che è deceduta, spero sia solo un incidente domestico e che non ci sia niente di più, che non ci sia qualcuno che abbia approfittato della fragilità di una donna per infierire su di lei. E poi c'è il tragico incidente che si è verificato invece questa mattina a San Donà di Piave, a perdere la vita un giovane di Caorle che era a bordo della sua moto.
Questa la traiettoria di morte percorsa dalla moto di Federico Battistutta, 32 anni di Caorle, per lui nessuno scampo dopo essere caduto violentemente a terra. I segni sull'asfalto parlano di un'uscita di strada autonoma, anche se sul caso sta indagando la Procura di Venezia con la Polizia Locale di San Donà, che per tutta la mattinata ha effettuato i rilievi di legge, circoscrivendo l'area e deviando il traffico. Sono le 7:30, Federico sta percorrendo la bretella che da San Donà porta al casello di Noventa, si trova all'altezza del cavalcavia di Via Martiri delle Foibe, nella frazione di Grassaga, quando perde il controllo della moto. Sempre i segni a terra parlano di una prima uscita di strada, poi uno scarto di qualche metro e la caduta fatale. Quando i sanitari poco dopo arriveranno sul posto, per il giovane che avrebbe compiuto 33 anni ad agosto non c'era già più nulla da fare. Un malore, un colpo di sonno, ma si ipotizza anche un guasto al motore, non si esclude nulla. Le indagini sono ancora in corso, per cui sono stati anche sentiti dei soggetti che pare che possano essere stati testimoni dell'incidente, quindi bisogna lasciare che facciano il lavoro di indagine per poi chiarire il quadro. E tra le testimonianze c'è chi riferisce che la moto procedesse con un'andatura normale. Ho sentito dei testimoni che parlavano che hanno superato il ragazzo verso le 7:30 di questa mattina, ma hanno semplicemente detto che stava andando per la sua strada, non stava neanche correndo. E dopo un'oretta hanno sentito che sono ripassati e hanno visto che era successo l'incidente. Federico viveva con i genitori e il fratello maggiore Stefano, a ottava presa, magazziniere di professione, aveva anche una sorella Sonia, ma a piangerlo è un'intera comunità. Un grave dramma sicuramente per il papà Franco, per la mamma Renata e per i fratelli, ma un grave dramma anche per la nostra comunità di Caorle. Perdiamo una persona di giovane età, un ragazzo, e quindi veramente in questo momento ci sono sempre poche parole. L'amministrazione comunale come sempre è molto vicina alla famiglia. Sullo stesso tratto, Via Martiri delle Foibe, nel dicembre scorso persero la vita 3 giovani poco più che ventenni, una strada maledetta dove si continua a morire. E che si tratti di una strada estremamente pericolosa, lo dice anche chi la frequenta tutti i giorni. Troppi incidenti, adesso basta. Sul tratto di competenza comunale è in arrivo un autovelox. Questo è un tratto stradale molto pericoloso. Qui una serie di incidenti quasi giornalieri. Bisognerebbe sicuramente che le istituzioni facessero qualcosa per questo tratto di strada per garantire la sicurezza dei cittadini. Sicuramente è una strada molto trafficata, è un rettilineo, c'è chi corre, sì. Infatti vedo spesso anche sorpassi, cose un po' azzardate. Non ci sono centri abitati o aree residenziali lungo Via Martiri delle Foibe, solo alcune stazioni di servizio che però fotografano quotidianamente una situazione difficile. È una strada trafficata molto e si corre moltissimo. Ci sarebbe da mettere qualche cosa, qualche autovelox, non lo so. Qualcosa in modo si dovrebbe andare più piano. Secondo me questo tratto è stato sempre un tratto pericolosissimo. Più controlli probabilmente e un pochino più la coscienza della gente probabilmente dovrebbero andare più piano, dovrebbero pensare alla propria vita e a quella degli altri. La questione di Via Martiri delle Foibe è nota anche al comune. Purtroppo ne siamo consapevoli e purtroppo i lutti continuano a sommarsi. Noi abbiamo chiesto ed ottenuto la possibilità di mettere anche dei dispositivi per il controllo della velocità, che chiaramente sono una delle cause di buona parte di questi incidenti. Proprio una settimana fa a San Donà, la serata che ha ricordato con la fanfara le giovani vittime del tragico incidente di Jesolo, quando il 14 luglio del 2019 persero la vita 4 giovani e per cui sabato è stata emessa una prima sentenza di condanna nei confronti del pirata della strada che speronò l'auto sulla quale viaggiavano, una ferita ancora aperta per la comunità di San Donà che oggi si stringe a quella di Caorle. Dispiace per i familiari e gli amici e un po' per tutta la comunità, perché è un'altra giovane vita che se ne va. Continuiamo a parlare di viabilità perché è pronto in questo anno particolare il piano per l'esodo estivo. Sentiamo.
Si torna in vacanza e anche se l'esodo verso le località di villeggiatura sarà influenzato dall'emergenza epidemiologica, CAV è pronta. Sono 3 i weekend di esodo potenzialmente complessi, il 25 e 26 luglio, 1, 2, 8, 9 agosto. L'ultimo weekend di luglio è tradizionalmente riservato alle partenze, per questo CAV si attende la possibilità di traffico critico con rallentamenti in direzione Trieste-Venezia, soprattutto nel tratto di A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 ad Arino. Bollino rosso dunque in carreggiata est già a partire da venerdì 24 luglio, specie al pomeriggio e poi per tutta sabato 25, giallo invece domenica 26 fino a lunedì 27 mattina. Nelle giornate di esodo il personale sarà presente in corrispondenza delle intersezioni A4 A57 e A4 A27 per predisporre eventuali deviazioni in caso di traffico intenso. Contemporaneamente gli ausiliari della viabilità saranno affiancati da personale di imprese qualificate per la segnalazione delle code e ci saranno presidi fissi con carri attrezzi adibiti al pronto soccorso meccanico, leggero o pesante che stazioneranno ai caselli di Spinea e Padova Est. Le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate in cui è prevista la maggior concentrazione di traffico e sarà garantita l'apertura di tutte le porte di uscita. L'informazione all'utenza verrà fornita dal centro operativo della società a Mestre, attivo 24 ore su 24, tramite pannelli a messaggio variabile, news via telefono e web, webcam accessibili dal sito internet della società e collegamenti radiofonici. Inoltre, proprio per l'impossibilità di prevedere con esattezza gli spostamenti quest'anno, CAV ha deciso di potenziare l'informazione sulla situazione del traffico nelle giornate più delicate. Grazie a sensori posizionati lungo la A4 e ai movimenti registrati alla stazione autostradale di Villabona a Mestre sulla A57 si potrà comunicare la situazione reale del traffico e CAV lo farà nel corso della giornata di sabato, tradizionalmente dedicata alle partenze attraverso il proprio sito internet, note stampa e canali social. Torniamo al Covid-19, c'è un appello alle badanti e alle famiglie dall'ULSS 4 Veneto Orientale che fa i conti della curva epidemiologica di luglio, quasi tutti casi importati e quindi l'appello è quello di sottoporsi a tamponi. Per tutte queste noi diciamo alle famiglie che li accolgono di mandarli al Dipartimento di Prevenzione che è disponibile a fare dei test proprio perché possono rientrare a svolgere la loro attività di badanti nella maniera più tranquilla per l'anziano, la famiglia e per loro stesse. Lancia un appello alle badanti e a chi le ospita il direttore generale dell'ULSS 4 del Veneto Orientale Carlo Bramezza. Sono loro attualmente le persone più esposte al virus, così come più in generale gli stranieri. A dirlo sono i numeri della curva epidemiologica di luglio. Su 70 casi da inizio mese, 61 arrivano da oltreconfine, tra loro i migranti della Croce Rossa di Jesolo e il cluster già segnalato dei bengalesi. Diciamo che la situazione è assolutamente sotto controllo. Il numero dei positivi che sono all'interno dell'azienda dell'ULSS 4 Veneto Orientale sono pochissimi, sono 70 che tolti quelli della Croce Rossa e tolto il cluster dei bengalesi che sono entrambi adesso sotto controllo, parliamo veramente di una manciata di persone. E in questa manciata ci sono 3 operatori sociosanitari delle case di riposo dove però l'allarme sembra rientrato. Nelle case di riposo il tasso è 0, cioè nessun anziano in questo momento è contagiato dal virus. Abbiamo 3 casi di 3 operatori addetti all'assistenza dipendenti di queste strutture che si sono ripositivizzati e sono stati rimessi in isolamento, ma anche qui la situazione è veramente molto tranquilla. E c'è cauta fiducia anche guardando l'autunno e alla possibile nuova ondata. Per il momento il consiglio è quello di sempre, mascherina e distanziamento sociale, vale per i residenti e a maggior ragione per i turisti che affollano il litorale. Manteniamo queste piccole regole e continueremo a fare una bella vacanza nel mare della costa del Veneto Orientale. Le guide turistiche veneziane tornano a far sentire la loro voce, non solo non lavorano più ma devono scontrarsi anche con l'abusivismo della professione. La categoria delle guide turistiche è stata pesantemente colpita dalla crisi dovuta al coronavirus. Più volte hanno evidenziato ultimamente le loro difficoltà, ma la situazione resta drammatica.
Noi siamo l'ultimo anello della filiera turistica, cioè anche se il turismo riprende e un po' alla volta riprendono i ristoranti, riprendono ma con grandi difficoltà anche gli alberghi, noi saremo probabilmente gli ultimi. Se noi abbiamo smesso di lavorare per l'acqua alta di novembre, si suppone, c'è chi prevede che forse potremo lavorare un po' solo la prossima primavera, quindi noi abbiamo un anno e mezzo praticamente in situazione di non lavoro, e abbiamo avuto qualche piccolo contributo in marzo, aprile, maggio, ma adesso i contributi non sono più previsti. Dobbiamo pagare le tasse perché le tasse non si sono fermate, i contributi, quindi questo ci mette in seria difficoltà. Questo lavoro si basa soprattutto sulla stagionalità e in particolare a Venezia sul turismo estero. È un turismo soprattutto giornaliero e quindi non è un turismo che va alla ricerca dei nostri servizi. La guida turistica a Venezia soprattutto lavora con un turismo internazionale e questo è, salvo i paesi vicini, è praticamente fermo in questo momento, quindi anche se è vero che noi possiamo lavorare, è anche vero che non stiamo lavorando perché manca quel turismo che non soltanto è straniero, ma anche va alla ricerca di una guida turistica, va alla ricerca di conoscere meglio la città. C'è poi un altro enorme problema con cui le guide turistiche professioniste si devono scontrare. In questo momento in cui noi siamo a casa, vediamo comunque che ci sono tour di guide non guide, di un po' un variegato mondo che offre tour, offre visite alla Venezia nascosta, offre varie cose su Venezia, che in molti casi non ha un'abilitazione, sappiamo perché noi siamo una professione, c'è bisogno di un'abilitazione, e in altri casi anche se hanno un'abilitazione magari presa fuori Venezia, non si comportano in modo leale e questo sta ricominciando. Gli anni scorsi era molto importante, adesso si sta riaffacciando sul mercato. Il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte di domani. Le previsioni indicano infatti un aumento dell'instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, prima sulle zone montane e pedemontane e poi estensione alla pianura, specie in serata, fino alle prime ore di giovedì, e dunque non si escludono anche temporali piuttosto intensi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio proprio alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Cambia un po' il tempo con l'arrivo di una perturbazione, dunque break temporalesco sul nord-est. Il dettaglio di giovedì 23 luglio. Sul Veneto al mattino si mantiene stabile e soleggiato, nel pomeriggio crescente variabilità con cielo a tratti nuvoloso e con rovesci sulle zone montane e pedemontane un po' meno probabili, ma non da escludersi anche sulle pianure. Temperature stazionarie minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente anche qui condizioni di bel tempo, col passare delle ore sarà via via più instabile con temporali sui monti e fin verso le pianure. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 27-30 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sole in mattinata, poi peggiora con precipitazioni possibili un po' dappertutto. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento sempre in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.